mangiare. Il resto si poteva mangiare tutto e dicevano: "Le ricette fateli voi, si può mangiare qualsiasi cosa". E lo sto mettendo, di pari passo invece a ciò che vedo sui social, dove ci sono 20 miliardi di chef, 20 miliardi di cuochi che, sanno far da mangiare e lo sanno fare veramente molto bene. E tra questi uno non bravo, bravissimo a livello nazionale e internazionale, che è Stefano Callegaro, che è vincitore di MasterChef numero 4, che è un nostro compagno di viaggio negli ultimi tempi qui su Delta Radio Italia. Oggi invece vogliamo parlare proprio di un viaggio che faremo per un po' di tempo con Stefano Callegaro, insieme a due categorie molto molto importanti. Sto parlando di Confagricoltura Venezia e Confagricoltura Rovigo. Abbiamo con noi ospiti Stefano Tromboni, che è presidente di Confagricoltura Venezia, e Lauro Ballani, che è presidente di Confagricoltura Rovigo. Buongiorno, benvenuti a tutte e due, benvenuti. Buongiorno. Con Lauro ci eravamo sentiti con il Covid via telefono, ma non l'avevo mai incontrato di persona. Con il dottor Tromboni ci incontriamo per la prima volta. Intanto musicalmente voi avete la musica in radio, perché il radio della macchina l'ascoltate ogni tanto. Di che generazione siete musicalmente parlando? Se volete comincio io. Io sono un figlio del rock. Io passo parecchio tempo in macchina, e diciamo che il mio gruppo preferito resta il Pink Floyd, che ho avuto anche la fortuna di vedere a Venezia nel lontano 89, credo, e io c'ero sulla barca sotto il palco, quindi capite che mi muovono ancora lo stomaco quando li sento. Lauro invece, generazione musicale? Generazione degli anni 80, quindi musica italiana, quindi a me piace, per esempio, piaceva Renato Zero, piaceva Ramazzotti, la Pausini, ecco, quella musica italiana prevalentemente. Poi ho una figlia anche che suona in una band, allora. E quindi la musica a casa tua c'è comunque. Esatto. C'è sempre. Allora, parliamo invece adesso di progetti culinari e musicali insieme, perché la radio è anche musica. È un progetto molto interessante, Sapori di Casa Nostra, grazie anche a una joint venture, chiamiamola così, con il gruppo editoriale della Voce. Questa idea di comunicare, perché la parola giusta è comunicare, ma anche educare i produttori e anche il consumatore. Da cosa nasce questa idea? Se volete comincio io. Sì. Allora, l'idea è stata sposata in pieno da Confagricoltura Venezia, perché questo fatto di rendere noto alla gente che è giusto mangiare i prodotti nella zona, da una parte garantendo una genuinità, dall'altra parte anche facendo conoscere quello che si produce nel territorio. Perché molto spesso noi ci dimentichiamo, ma dico in generale, forse noi che abbiamo delle tradizioni più rurali, parlo della bassa veneziana, di Venezia e anche di Rovigo, abbiamo un legame con il territorio e il cibo, però generalmente non si afferra questo concetto fondamentale, che l'agricoltura produce beni alimentari. Cioè si parla di agricoltura come di un settore in crisi attualmente, perché stiamo vivendo una crisi profonda, ma che comunque produce prodotti alimentari, cioè gli agricoltori lavorano per dare da mangiare alle persone. Più si fa in maniera specializzata, più si arriva a prodotti tipici, più questo è sottolineato. Questo, l'adesione entusiasta, devo dire, a questo progetto è data anche da questo, cioè finalmente dare ulteriormente voce, ma una voce anche locale e importante come la vostra, per far capire che il territorio è vivo, produce, gli agricoltori producono e producono cose sane da mangiare. Lauro, invece, parlando un po' anche della nostra ignoranza, inteso come non conosciamo, quanto è importante la comunicazione per far capire alla gente tutto ciò che ha detto Stefano Tromboni, e quanto noi ancora non sappiamo del mondo dell'agricoltura, quanto siamo, non dico indietro, ma quanto proprio non conosciamo. No, il mondo della comunicazione, soprattutto in questi tempi, è fondamentale, importantissimo, e forse ancora non riusciamo a comunicare nella giusta maniera. Forse ancora comunichiamo troppo per quanto riguarda il nostro lavoro, ma non riusciamo forse ancora ad intercettare bene quelle che sono le esigenze del consumatore nel farci conoscere per quello che siamo
realmente. Quindi questa iniziativa noi l'abbiamo sposata subito con grande entusiasmo, perché consentirà appunto di trasmettere, almeno queste sono credo siano le intenzioni, di trasmettere quelle che sono le nostre, di far conoscere quelle che sono le nostre aziende, di far conoscere quelli che sono i nostri prodotti, attraverso anche l'importante contributo dello chef Callegaro, di capire anche come queste nostre produzioni si possono trasformare in ricette, si possono trasformare per far conoscere anche quella che è la stagionalità dei nostri prodotti, e quindi riuscire anche a comunicare con il consumatore finale, con chi poi usa questi prodotti, questo cibo in cucina, quello che c'è dietro a un prodotto, quello che c'è dietro come lavoro, come cultura, come sostenibilità, come eccellenza alimentare. Ti cito solo una Sì. cosa: noi l'anno scorso l'Italia ha ricevuto il riconoscimento di cucina italiana come patrimonio nell'UNESCO. Noi eravamo a Milano qualche giorno fa, e il presidente dell'ICED, che è l'Istituto per la promozione dei prodotti italiani all'estero, diceva che questo importante riconoscimento porterà nel 2026 oltre 18 milioni di turisti in più rispetto all'anno scorso, proprio per avere avuto questo riconoscimento, e quindi c'è la curiosità di venire ad assaggiare le produzioni italiane, i piatti italiani, e su questo noi dobbiamo sicuramente lavorare, e quindi anche quel riconoscimento che sembrava più un riconoscimento formale che sostanziale, in realtà porterà, se questi dati verranno confermati, un importante numero di turisti in più in Italia. Quindi questo vuol dire un indotto, questo vuol dire ancora avere la possibilità appunto di far conoscere le nostre produzioni, e anche per il Polesine e per la parte di Rovigo e di Venezia, far conoscere quelli che sono i nostri prodotti, che sono tanti, che sono importanti, che vanno da prodotti orticoli ai prodotti della pesca, ai prodotti della frutta e quant'altro. Quindi questo riconoscimento può dare un ulteriore sviluppo e slancio a questo nuovo modo di comunicare con quello che è il consumatore finale. Stefano Tromboni, come si attestano Confagricoltura, o meglio l'agricoltura polesana e veneziana, se potete dare una risposta congiunta, nel panorama veneto e nazionale? Come siamo messi? Allora, diciamo che il Veneto resta comunque un motore per quanto riguarda il settore agricolo. Le nostre due province, che sono molto vicine, perché poi la provincia di Venezia è lunga e stretta, la parte sud della provincia di Venezia è adiacente e alla provincia di Rovigo, diciamo che ci stiamo muovendo molto bene. La provincia di Venezia, purtroppo non per Rovigo, ha avuto anche la benedizione, chiamavano così, di poter piantare anche il prosecco, quindi nella zona sud della provincia di Venezia, anche nella zona nord, ma parliamo della zona che poi è interessata a questo progetto, ci sono ormai centinaia di ettari di prosecco e pinot grigio, e il vino ha dato un altro assetto territoriale. Se voi passavate prima, facevate la strada da Adria verso Cavarzere, Cona, e andate, cominciate a vedere, una volta c'erano i campi di barbabietola e di mais, adesso ci sono un sacco di vigneti. Questo ha dato una spinta proprio anche economica. Gli agricoltori si stanno muovendo per questo. Diciamo che il nostro ruolo è vitale e principale, anche perché mi riferisco al vino, ma però anche gli altri prodotti, specialmente gli altri, parlo dei seminativi, stanno vivendo momenti di difficoltà economica molto, molto forti, e soprattutto per le crisi geopolitiche che fanno sì che i prodotti arrivino dall'estero con caratteristiche diverse dai nostri, arrivano dall'estero e arrivano prodotti a prezzi più bassi. Su questo io un po' attacco a quello che diceva Lauro prima, perché la cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'UNESCO, però pochi hanno evidenziato che dietro la cucina c'è l'agricoltura. Cioè, senza l'agricoltura che fa prodotti di qualità non ci sarebbe cucina di qualità. Quindi l'effetto di questo riconoscimento sarà bellissimo. Avremo 18 milioni di turisti, avremo probabilmente i più grandi chef italiani che alzano di 50 euro il prezzo del proprio menù, ma l'agricoltore comunque riceverà quello che riceveva prima. Questo è, secondo me, una dicotomia molto forte e molto dolorosa per il mondo agricolo. È per questo che noi
ritorno indietro di 3 discorsi per dire che abbiamo accettato questa iniziativa perché, tra l'altro, conoscendo anche Stefano Callegaro e la sua abilità, dimostrare proprio che dalla nostra terra escono prodotti di qualità che poi si trasformano in cibo di elevatissima qualità. Certo, con Stefano Callegaro parleremo anche nei prossimi giorni, credo giovedì sarà in diretta con noi, quindi riparleremo di questo progetto, magari non con la carta, diciamo così, ma andremo direttamente sui fornelli. Laura Ballani, le generazioni cambiano i contadini, chiamiamo così, gli agricoltori, cambiano. 3 generazioni fa la pensavano in una maniera, 2 generazioni fa la pensavano un'altra. Questa generazione come si comporta a livello collaborativo? Anche perché credo non sia una cosa di tutti i giorni vedere Confagricoltura Rovigo e Venezia piuttosto che Bellune che collaborano, perché tempo fa c'era, non so nel vostro caso, ma c'erano sempre comunque un po' di distanza, un po' di campanilismo. Come si comportano gli agricoltori adesso e come mai questa unione? Il futuro sta nelle aggregazioni, per cui sì. stiamo portando avanti questa iniziativa, ma ne abbiamo già messo in campo altre di collaborazioni interprovinciali anche su quelle che sono altri tipi di attività, perché così possiamo utilizzare al meglio le nostre conoscenze, e quindi oggi l'aggregazione è fondamentale per creare massa critica, per creare dei servizi più efficienti, e quindi questa è la strada. Naturalmente le nuove generazioni su questo sono mentalmente più predisposte, e quindi oggi questo diventa più facile rispetto a 10, 15, 20 anni fa. Naturalmente però dobbiamo creare anche le condizioni perché le nuove generazioni rimangano in agricoltura. In una situazione in cui le nuove generazioni vedono il settore che è in difficoltà, se non riusciamo a dare a loro delle risposte interessanti, positive, innovative, anche come può essere anche questa idea, questo progetto, i giovani difficilmente rimangono. E su questo progetto io credo che i giovani saranno entusiasti, perché mi pare che sia un progetto che durerà 2 anni, su cui usciremo periodicamente sul giornale, dove presenteremo appunto queste nostre aziende che hanno sposato dei progetti innovativi, dove faranno conoscere come coltivano le loro produzioni in un'ottica anche di miglioramento, come dicevamo prima, di comunicazione nei confronti del cittadino e del consumatore. E quindi questo, secondo me, viene visto da loro come una cosa molto interessante, perché avranno modo anche di come far entrare i cittadini nelle nostre aziende, e quindi questo modo di comunicare consentirà, credo, un salto di qualità in quello che è il rapporto tra l'agricoltore e il cittadino e il consumatore. E su questo i giovani credo siano particolarmente aperti, particolarmente motivati, e ti posso garantire che in questi 2 anni presenteremo delle aziende che hanno assolutamente le carte in regola per restare sul mercato e per dare grande soddisfazione al nostro territorio. Va bene, allora io devo ringraziarmi, siamo arrivati in fondo. Stefano avrà carta bianca o un po' gli date qualche dritta? Perché Stefano, se ha carta bianca, ragazzi, non lo fermi più, Stefano, non lo fermi più. Io credo che la carta bianca a uno chef sia una necessità, non si possa toccare. Chiaro che a me piacerebbe, proprio personalmente, credo anche a Lauro, intervenire e vedere. Tra l'altro io sono appassionato di cucina e questo mi sembrava assolutamente l'ovvio, ma dico, io sono appassionato di cucina, per cui anche perché, come diceva Lauro, abbiamo una serie di aziende che rappresentano il top, l'eccellenza, e molto spesso risottolineo il fatto che sono condotte da giovani. Diamo una possibilità di speranza anche per un miglioramento nel futuro, che non è proprio così banale nel contesto agricolo che abbiamo descritto prima un po' in difficoltà. Allora ringrazio Stefano Tromboni, che è presidente di Confagricoltura Venezia, e Lauro Ballani, che è presidente Confagricoltura Rovigo. Vi ricordo il progetto Sapore di Casa Nostra, che avrà luogo tra veramente poco. Vi daremo indicazioni qui su Del Terra d'Italia, ma anche su tutte le piattaforme social e sulla Voce di Rovigo, grazie al gruppo editoriale della Voce. Giovedì avremo Stefano Callegaro in diretta con noi, quindi grazie per essere stati. Abbiamo una canzone di Pink Floyd, magari dopo, quando siete in macchina, me la facciamo sentire. Ne sarei eternamente grato. Magari Ramazzotti che canta i Pink Floyd, potrebbe essere una bella unione. Io vorrei esimermi da commenti su questo tipo, però ti ringrazio comunque, vi ringrazio comunque. Grazie ancora, buona giornata. Grazie ancora.